Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. È stato arrestato nella notte alla Lamezia Terme il presunto autore del ferimento di Maria Teresa B., la bimba rom di 9 anni raggiunta da alcuni colpi di pistola il 9 agosto scorso durante una lite nel campo di località Scordovillo. Si tratta di Damiano Bevilacqua, 33 anni, rom, accusato di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. Nelle scorse settimane per lo stesso fatto erano state arrestate con l'accusa di favoreggiamento altre persone, alcune delle quali parenti stretti della bimba ferita. Si è suicidato l'ex sindaco di Strongoli, Aurelio Benedetti, 58 anni. L'uomo avrebbe indossato un cappio e si sarebbe gettato dal ponte Fermacoli nei pressi di Umbriatico, paese dove era nata l'anziana madre. Il suo corpo è precipitato poi in fondo alla scarpata, profonda 40 metri. Per recuperarlo c'è stato bisogno della squadra speleofluviale e dei vigili del fuoco. Prima di morire Benedetti avrebbe scritto diverse lettere, tra cui al Consiglio Comunale e alla famiglia. Bisogna far capire che la guerra all''ndrangheta si può vincere, lo ha detto il ministro dell'Interno Roberto Maroni ieri a Isola Capo Rizzuto durante il convegno organizzato dall'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati. Al convegno sulla legalità hanno partecipato anche il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso ed il direttore dell'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati Mario Morcone. Ha preso il via stamattina la manifestazione non 'ndrangheta promossa a Reggio Calabria dal direttore del quotidiano della Calabria Matteo Cosenza. L'iniziativa è nata dopo l'ultimo attentato al procuratore generale della città dello Stretto, Salvatore Di Landro. Sono 581 le adesioni alla manifestazione tra associazioni, enti e partiti. In piazza ci saranno anche i genitori di Domenico Gabriele, il bambino ucciso per un errore in un campo di calcetto a Crotone durante una sparatoria. La sanità calabrese deve diventare un caso nazionale, serve alla Guardia di Finanza che abbia un ruolo di polizia giudiziaria. È quanto ha affermato Leoluca Orlando, presidente della Commissione Errori Sanitari in visita a Reggio Calabria. Orlando, anziché andare a Reggio Calabria, sarebbe dovuto andare a Trebisacce e Cariati, dove i sindaci stanno protestando demagogicamente senza pensare invece alla salute dei cittadini. Questa la replica dell'assessore regionale alle attività produttive Antonio Caridi. Difende le scelte della sua giunta in materia di sanità. Giuseppe Scopelliti annuncia i primi tagli proprio a partire da Reggio. C'è gente aizzata che fa blocchi per conservare un ospedale con pochissimi posti, ha detto ieri pomeriggio il governatore durante il convegno sulla legalità a Isola Capo Rizzuto. Vogliono mantenere in vita strutture della morte. Se sui tagli il governatore è stato deciso, è rimasto sul vago invece sui nuovi ospedali che dovrebbero essere costruiti. Si è svolta ieri a Catanzaro una convention alla presenza del presidente dei senatori del PDL Maurizio Gasparri. Presenti anche il governatore Scopelliti e il presidente della provincia Ferro. L'evento era una sorta di ufficializzazione della candidatura a sindaco della città di Michele Traversa, coordinatore regionale del partito di Berlusconi, che ha rimarcato che l'adesione al PDL e al progetto del presidente Berlusconi in provincia di Catanzaro a tutti i livelli istituzionali è del 100%. Non c'è nessuna perplessità sul regolare svolgimento della notte piccante della città di Catanzaro. Gli ultimi bollettini meteo prevedono un ulteriore miglioramento del tempo che consentiranno il normale svolgimento dell'evento, che avrà il culmine stasera nel centro storico cittadino. L'assessorato al turismo del comune, guidato da Roberto Talarico, comunica che la notte piccante si svolgerà come previsto per l'intera notte.